Post TG, buongiorno e ben ritrovati. In questa diretta vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto. Come sempre tante notizie di cronaca, di attualità. Apriremo la pagina politica, la pagina economica, approfondiremo il tema del momento, cioè quello del caro carburante. Lo sapete, ve l'abbiamo raccontato, è imminente lo sciopero dei benzinai, ma approfondiremo anche la pagina bassanese per raccontarvi tutto quello che succede in città. Ma come sempre partiamo dalla cronaca, perché non ce la fatta la giovane maestra di sci Giulia Ramelli, maestra di sci veneziana, travolta da una valanga durante un'escursione a Cortina. Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana, travolta da una valanga di neve durante un'escursione con gli sci sopra Cortina, assieme all'ingegnere mestrino Piero Pacagnella, che aveva lanciato l'allarme. Le condizioni di Giulia erano apparse subito molto gravi, ricoverata a Treviso e espirata nella notte ad appena 34 anni. A Venezia, dove era nata e cresciuta, la notizia si è diffusa nelle prime ore della mattina, suscitando un profondo cordoglio tra i tanti che l'hanno conosciuta, come il manager Jacopo Luxardi. Noi ci siamo conosciuti al liceo, al Benedetti, che abbiamo frequentato pur in classi diverse e dove abbiamo avuto anche occasione di fare delle gite insieme, quindi abbiamo tanti amici in comune ancora. È un'amicizia che poi è proseguita anche durante l'università? Sì, è stata veramente un'amica importante per me in quel periodo, infatti tutto il nostro gruppo adesso è molto scosso per questa cosa e che ci ha presi veramente di sorpresa. Durante gli anni universitari a Ca' Foscari, Giulia aveva conosciuto Monica Sambo, avvocato e consigliere comunale, che ha espresso cordoglio tramite la sua pagina Facebook. Avevo conosciuto Giulia alcuni anni fa, era una ragazza solare, appassionata dello sci e della montagna e molto amata da amiche e amici, e per questo ho voluto esprimere alla famiglia e a tanti amici e a tante amiche soprattutto che aveva il cordoglio e le condoglianze per questa tragica perdita. La passione per lo sci aveva portato Giulia a Cortina d'Ampezzo, in quella che era diventata la sua seconda casa, tra le montagne che conosceva palmo a palmo. Era lei che ci aiutava a organizzare le gite, tutti insieme, le uscite sulla neve, e lei sostanzialmente era proiettata lì, ha sempre avuto questa passione fortissima che anzi la aiutava anche nello studio con un ottimismo, una carica che la rendeva veramente unica. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista o che ricordo le viene in mente per primo? Proprio oggi, in occasione di questa disgrazia, ho rivisto l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati, che era "vediamoci presto". Giulia Ramelli era molto conosciuta sia alla scuola di sci di Cortina e in tutto l'ambiente sportivo invernale bellunese. Il ricordo commosso dell'istruttore al corso per maestri di sci Maurizio Sommariva. Sono ancora sconvolto, sinceramente è una cosa pazzesca, perché averla cresciuta sciisticamente parlando con la nostra scuola estiva in Marmolada, con Osvaldo Alberti, il famoso Dallas, che è stato il suo vero maestro, ma era comunque nel nostro staff. Quando ho saputo della notizia sono rimasto veramente sconvolto. Parla con un filo di voce Maurizio Sommariva, allenatore, istruttore di sci alpino e maestro di sci. Un dolore immenso il suo e quello di tutti i colleghi per la perdita di Giulia Ramelli, allieva ieri, maestra di sci oggi. Questo ricordo di questa passione enorme, della sua dolcezza e proprio questo, i suoi genitori che la portavano continuamente a sciare per farle svolgere questa passione che aveva. Nulla poteva fermare Giulia, neppure i trasferimenti faticosi da Venezia. Appena poteva i genitori la portavano su a prepararsi ad allenarsi, racconta Maurizio Sommariva, che ha seguito Giulia Ramelli nella preparazione tecnica per il conseguimento dell'attestato di maestra di sci. Aveva coronato il suo sogno e ieri il destino beffardo glielo ha strappato assieme alla vita. Erano circa le 16 quando nell'area vicino alle Cinque Torri e alla Verao, sotto il rifugio Nuvolà, una slavina con un fronte di 100 metri e un'altezza di una cinquantina si è staccata travolgendo la 34enne scomparsa dalla vista del compagno Piero Pacagnella, 50 anni, da 20 direttore d'esercizio delle funivie Tofana Marmolada, che ha fatto scattare i soccorsi. Sono secondo me fatalità alle quali purtroppo chi ha questa grandissima passione
va incontro, insomma. Non mi sento neanche di condannarli perché fa parte appunto della passione della montagna, dello sci, e in queste giornate il grado 3 è comunque elevato, ma io sono per la fatalità, nel senso che anche un grado 2 non ti mette comunque a riparo da eventi del genere. Lo avete visto, Giulia Ramelli amava la montagna, amava sciare, amava l'alta quota. Con lei l'amico Piero Paccagnella ha scampato la morte, che sulla sua pagina Facebook amava postare numerosi video delle loro giornate. Sometimes we don't know what we do. Sorridono in cima ad una vetta, quell'amore per l'alta quota, quella passione di sciare liberi fra le montagne. Tutto questo ha unito ancor più Giulia e Piero. Qui sono sulle Tofane il 26 dicembre. Scattano foto, si mettono in pose e poi via veloci fra quelle montagne che conoscevano bene. Il sorriso di Giulia, 34 anni, maestra di sci alpino a Cortina, è immenso come le vette che lei amava tanto. Tante avventure, luoghi, sogni. Piero e Giulia immortalavano quei momenti di vita felice, quei momenti unici, indelebili. Su quelle montagne rimane quella felicità spezzata troppo presto, rimangono quei ricordi che queste vette continueranno a conservare. Cambiamo ora pagina, ci spostiamo nel trevigiano, colpo in villa, a Silea. I ladri entrano per la quinta volta nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan. La moglie si ferisce cercando di mettere in fuga i malviventi. Sono andata dalle porte, quelle là che vede là, ho aperto e mi sono accorta che c'era un freddo tremendo e veniva su aria dal garage, aria dalle porte di sopra, e là ho capito che era successo, che erano entrati praticamente. Tanta paura per la signora Nerella, che ha attivato subito l'allarme e ha chiamato i carabinieri, e mentre correva per le scale è caduta e si è ferita. Il raid dei ladri alle 19:30 di martedì, quando i malviventi sono entrati per l'ennesima volta, la quinta, nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan e della moglie Nerella a Nerbon di San Biagio di Callalta. Arrivava aria da sopra e anche da sotto, che abbiamo il garage. E niente, quando sono arrivata qua dopo sono tornata indietro e sono andata a attaccare l'allarme per farli scappare. Avevano già creato anche una via di fuga per poter scappare, i ladri che hanno messo a soqquadro l'abitazione dei Pavan, professionisti con definite conoscenze da elettricista, tanto che hanno anche staccato le telecamere dalla centralina e sbloccato il cancello per agevolare la fuga. Stavolta però lei era in casa. È stato come un film horror, le dico la verità, come un film horror, perché dopo sono caduta qua, quando sono venuta su dopo sono caduta qua, ho sbattuto sulla porta e poi c'era sangue dappertutto. Quando sono arrivati i carabinieri si sono spaventati perché pensavano che fosse stato... Un po' di contanti e qualche oggetto di valore, il bottino dei malviventi, ma la cosa che più ha colpito la signora Nerella è stata la paura, la tensione che ha provocato poi la caduta, dove si è ferita al volto. Ed è già la quinta volta che i Pavan subiscono una intrusione. L'altra volta è successo un 2 giugno che noi eravamo in montagna verso le 10 di sera, che è partito l'allarme e la mia vicina li ha visti uscire dalla finestra. E poi è successo anni fa, poi avevano rotto il vetro della cucina un'altra volta, non sono riusciti ad entrare. La casa è visibilmente protetta, ma negli anni non è servito. Nerella e suo marito Sergio sanno bene che si può fare ben poco. C'è rassegnazione, ma anche la fiducia nelle forze dell'ordine. Bravi carabinieri di San Biagio, molto umani e professionalmente eccellenti. A proposito di irruzioni, ci spostiamo nel veneziano, nona spaccata della banda del Tombino nello stesso negozio a Mestre.
Questa è la nonna spaccata, praticamente quest'anno è la prima, però non ne possiamo più perché è una cosa continua. È arrabbiato Adriano Ghedin, titolare di MAD Primo Benessere. La sua attività in piazzale Leonardo da Vinci a Mestre per l'ennesima volta ha subito un tentativo di furto. La banda del Tombino questa volta non è riuscita a sfondare il vetro della porta d'ingresso, non è andata sempre così. In passato i ladri sono riusciti a portare via contanti e anche della merce. La situazione per il negoziante sta divenendo insostenibile. La situazione si è degenerata, praticamente noi con tutte le spaccate che abbiamo avuto l'assicurazione per assicurarci ci chiede una cifra molto alta che praticamente non ci assicuriamo più. Allora rischiamo appunto il furto a spese nostre. Malviventi spregiudicati con ogni probabilità in cerca di qualche spicciolo rimasto nel fondo cassa appena sufficiente per delle dosi di stupefacente. È pieno di drogati. Beh, ce ne sono abbastanza, poi c'è un certo orario alle 6 di sera dove c'è la distribuzione, che si vedono, che si nascondono e si distribuiscono appunto la dose. Le precauzioni per evitare le intrusioni il commerciante le ha prese da tempo, lasciare in vista la cassa vuota nel bancone quando il negozio è chiuso e rinforzare la porta con barre d'acciaio e viti. Il tentativo di scasso però c'è stato lo stesso, con 4 o 5 colpi di tombino, il che fa supporre a dei disperati. Questa volta sì, abbiamo avuto nessun furto, è sempre il solito vetro, i 400 euro del vetro da cambiare e niente, sperando che sia l'ultima perché appunto la cosa è invivibile. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco. Focus TG, ben ritrovato in diretta. Prima della pubblicità vi abbiamo lasciato con la cronaca veneziana, ci spostiamo ora a Padova perché sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giovane tunisino annegato nelle acque del Brenta durante un controllo di polizia. Ieri intanto sono stati sentiti 2 testimoni, nessuna violenza, gli agenti hanno tentato di salvarlo. Ha aperto un fascicolo per il reato di resistenza pubblico ufficiale il PM Luisa Rossi, che sta indagando con la squadra mobile di Padova sulla morte di Oussama Ben Reba, il giovane tunisino recuperato senza vita dai vigili del fuoco dopo che lunedì pomeriggio si era lanciato nel fiume Brenta in via Querini a Ponte Vico d'Arzere per sfuggire a un controllo. Dopo le accuse di violenza lanciate contro gli agenti martedì da un'amica di Oussama che sul posto assisteva disperata alle operazioni di recupero del suo corpo senza vita, nella giornata di ieri gli inquirenti hanno sentito 2 testimoni che alle 16 di lunedì pomeriggio stavano passeggiando e hanno visto tutto. I 2 avrebbero fornito una versione contrastante rispetto a quella dell'amica di Oussama. Sarebbe stato il giovane tunisino a strattonare uno degli agenti che lo aveva fermato per un controllo, sfuggendo e lanciandosi in acqua. L'agente contuso avrebbe tentato di soccorrerlo raccogliendo un ramo e urlando al giovane in acqua di aggrapparsi. Una prima risposta ai dubbi sulla morte dello straniero potrebbe arrivare dall'autopsia che sarà eseguita nella giornata odierna. In sostegno degli operatori di polizia e colleghi del SAP che ricordano come i poliziotti tutti i giorni effettuino decine di interventi sul territorio con il solo fine di far rispettare le leggi e tutelare i cittadini onesti. Nel frattempo la comunità tunisina si è stretta attorno alla giovane moglie e al figlioletto di appena 1 anno di Oussama Ben Reba. Il suo funerale sarà celebrato in patria. Amici e parenti stanno organizzando una colletta per raccogliere i fondi per sostenere le spese. Torniamo ora a parlare di un altro caso di cronaca, quello dei coniugi massacrati a San Martino di Lupari. Ci sono novità. L'accertamento che come difesa riteniamo essere il più significativo è quello conferito alle consulenti del pubblico ministero, alle dottoresse Smendi e Palleschi, in relazione alla capacità di intendere e di volere della signora Miatello. E nell'alveo di questo conferimento incarico anche la difesa ha nominato un proprio consulente. Non solo l'accertamento clinico disposto su Giorgio Miatello, l'anziano massacrato in casa la notte di
di Santo Stefano, fondamentale per capire se i colpi che la procura ritiene inferti dalla figlia maggiore di Letta avessero l'obiettivo di uccidere, ma anche un nuovo incarico conferito per accertare se la 51enne ex vigilessa al momento dei fatti fosse in grado di intendere e di volere. Il consulente nominato dalla difesa, il dottor Terranova, affiancherà le consulenti del pubblico ministero nelle valutazioni del caso relative alle condizioni psicofisiche di Diletta. La donna in carcere a Verona sarà presto raggiunta dall'avvocato. Ha appreso che il padre Giorgio, sopravvissuto, è in lento miglioramento. La signora continua ad essere provata ed è una persona che ovviamente è sorvegliata all'interno del carcere in modo particolarmente attento. Le operazioni peritali inizieranno il 25 di gennaio, quindi è mia intenzione recarmi in carcere prima di quella data proprio per spiegare alla signora, insomma, che ci saranno dei colloqui e delle visite mediche che andranno a seguire. Il fascicolo medico di Diletta in cura al centro di salute mentale di Cittadella è stato posto sotto sequestro. Non è stato possibile visionarlo, conferma l'avvocato. Una perizia psichiatrica dunque per Diletta Miattello, un accertamento a cui la difesa avrà la possibilità di partecipare perché il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari. E ora un'altra tragedia in primo piano, quella di San Donà. Ieri c'è stato l'ultimo saluto nella chiesa di San Pio X ad Alessandro Polato, una delle due vittime dell'incidente sul lungo Piave Superiore. Gli amici, gli scout che lui amava tanto e i genitori, mamma Antonella e papà Claudio, stretti in un abbraccio immenso. Gli occhi che non lasciano quella bara coperta di fiori. Accanto il fratello di Alessandro. 23 anni, tanti sogni, l'inizio di un lavoro e di una vita da scoprire, ma tutto si è infranto lungo quella strada a San Donà. Tante domande, troppe, a cui nessuno potrà mai dare una risposta, spiega il parroco nell'omelia, ricordando chi era Alessandro. Resta un fatto. Alessandro non c'è più, mancherà la sua presenza silenziosa, sensibile, attenta, mancheranno i suoi gesti di amicizia, mancherà il suo servizio gioioso all'interno degli scout. Lutto cittadino a San Donà, nella giornata del dolore. Nella chiesa di San Pio X tanti giovani, tante persone, i volti rigati dalle lacrime. Generosa e altruista, così lo descrivono. Penso anche al tesoro della gioia e della voglia di vivere di Alessandro, della cordialità, dell'amore tradotto in gesti di attenzione agli altri, degli organi che i familiari hanno deciso di donare, senz'altro in sintonia con quello che avrebbe desiderato anche lui. Poi il pensiero all'altra vittima di questa tragedia, Maria Chiara, e agli amici che con loro erano in auto in quel tragico momento. Stringiamoci attorno a questi nostri amici che soffrono profondamente, ma anche stringiamoci attorno ai genitori e parenti di Maria Chiara che ha intrapreso il viaggio verso il Signore insieme con Alessandro. Stringiamoci anche attorno agli amici che erano con loro e poiché non possiamo certo consolarli con le parole, facciamolo con la nostra vicinanza silenziosa. La cronaca ora ci porta a Padova. Nella notte tra sabato e domenica scorsi un accoltellamento tra giovani nel cuore della città. Il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha disposto l'installazione di una telecamera, ma ci racconta tutto in diretta da Padova la nostra Chiara Ghiaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Sharon, buongiorno ai telespettatori. Sono proprio in via Roma, nel luogo dove c'è stato l'accoltellamento nel fine settimana. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Con me c'è Andreella, che ringrazio, presidente della commissione, io l'ho chiamata sicurezza, lei mi ha tirato le orecchie perché è la commissione qualità della vita. Allora, la telecamera che il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha disposto venga installata, un'ulteriore telecamera in questa zona dovrebbe
dovrebbe essere installata proprio in questa zona. Perché? Perché come potete vedere c'è questo porticato lungo la chiesa dei Servi dove spesso iniziano delle risse nelle ore più tarde del fine settimana tra delle bande, tra virgolette, insomma, di ragazzini che usano questo tratto di strada come collegamento tra Prato della Valle e poi la zona di Piazza Duomo, dove vi abbiamo raccontato più e più volte fatti di cronaca. Sabato scorso, sabato notte, tra sabato e domenica, un episodio piuttosto grave, perché due ragazzi, uno di 16 e l'altro di 23 anni, sembra fossero tunisini, sono stati accoltellati. Questo comunque resta un problema, ma resta un problema che va al di là del fatto di cronaca. Andreella. No, certo, è un problema sociale, un problema di inclusione. Questi giovani che tendo a immaginare non siano di prima generazione, ma siano di seconda o addirittura di terza, data la giovane età. La mia domanda è che cosa non abbiamo fatto nei confronti di questi ragazzi per includerli in una vita sociale che i nostri ragazzi normalmente vivono, come possiamo vedere in quest'area anche adesso. E questo è un problema che la commissione che presiedo dovrà affrontare, nel senso che il concetto di sicurezza all'interno della qualità della vita non è la sicurezza che devono garantire le forze dell'ordine. Quello è un lavoro che fanno loro, che fanno benissimo e non hanno sicuramente bisogno di una come me che gli dica cosa fare. Io sono a loro disposizione, lo sanno, ma il mio concetto di sicurezza è un concetto che vuole ragionare sull'inclusione o sulla mancata inclusione, sull'educazione, sull'abbandono scolastico, su come questi giovani arrivano a Padova o nascono addirittura a Padova e poi a un certo punto esprimono questa grande rabbia nei nostri confronti. Perché? Ecco, tra l'altro comunque qui le telecamere saranno usate soprattutto per poter poi eventualmente identificare le persone che vengono coinvolte in fatti di questo tipo, e viene anche, comunque il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha deciso comunque un aumento dei controlli in questa zona della città. Beh, ma certo è indispensabile che i controlli siano più frequenti e forse anche meno visibili. Mi posso permettere di dire questo, nel senso che è bene che non arrivi la macchina con i lampeggianti, perché la macchina con i lampeggianti è un avviso da lontano. Credo che invece sarebbe molto più utile avere delle persone a piedi o in bicicletta che possano percorrere queste aree in maniera veloce ma non evidente. E dopodiché chiaramente le telecamere serviranno a verificare che cosa davvero è successo, e sono comunque una forma molto importante per garantire la sicurezza ai cittadini. Ci auguriamo che non ci servano sempre più telecamere, ma magari ci servano più interventi sociali. Bene, allora Sharon, non so se per caso tu hai altre domande da studio, se no ringrazio Andreella per essere stata con noi e da Padova ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Chiara Gaiani, alla sua ospite e alle immagini di Federico Cibotto. Noi però con la cronaca rimaniamo a Padova perché un operatore sociosanitario avrebbe abusato di 4 anziane ospiti di una residenza sanitaria. Sentite. A far scattare le indagini della Procura di Padova è stata la segnalazione arrivata dalla residenza per anziani cittadina dove i casi sarebbero avvenuti. 4 sinora gli episodi accertati per i quali un operatore sociosanitario di 30 anni è indagato con l'accusa di atti osceni, violenza privata e tentata violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa delle vittime. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe esibito parti intime a 4 donne costrette a letto, ospiti della casa di riposo. La prima di queste si sarebbe confidata con il marito, da qui l'avvio dell'indagine. La procura ha avviato tutti gli accertamenti, nel frattempo la struttura ha iniziato un procedimento disciplinare. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Focus TG, bentornate in diretta. Prima della pubblicità eravamo collegati in diretta con la nostra Chiara Gaiani per raccontarvi la cronaca padovana. Ora invece ci spostiamo, torniamo nel Trevigiano, precisamente ad Orsago. A fuoco una termocoperta a paura nella notte per una famiglia del Burkina Faso.
Una termocoperta malfunzionante, fiamme nella notte e una famiglia salva per miracolo. È successo ad Orsago, erano le 3 del mattino, quando una famiglia del Burkina Faso ha visto trasformarsi in fiamme la termocoperta di un letto sistemato in una cameretta vuota dell'appartamento. Un incendio che ha costretto i genitori e 3 bambini di 3, 6 e 9 anni rifugiarsi nel terrazzino al primo piano dell'edificio, aspettando di essere messi in salvo dalle squadre dei vigili del fuoco intervenuti insieme ai carabinieri di Vittorio Veneto. Nonostante le premesse, un epilogo fortunato. Leggermente intossicato infatti solo il capofamiglia 38enne e danneggiata a causa del fumo una piccola zona dell'appartamento. Ci spostiamo ora nel Vicentino con la cronaca. Ruba da un negozio di ferramenta, arrestato dai carabinieri di Brendola. Arrestato in flagranza per furto aggravato un 34enne moldavo. Tutto è successo ad Altavilla Vicentina nel pomeriggio dell'11 gennaio, quando i carabinieri di Brendola sono intervenuti presso un negozio specializzato nella vendita di ferramenta. L'uomo, gravato da precedenti, fermato subito dopo le casse dal personale addetto al servizio di antitaccheggio, è stato trovato in possesso di un trapano tassellatore del valore di 420 euro e di 2 paia di forbici utilizzate per rimuovere la placca antifurto. L'area furtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del punto vendita. Blitz delle forze dell'ordine in un'autofficina a Noventa Padovana. Trovati rifiuti pericolosi, amianto e 3 lavoratori irregolari. Persone al lavoro, macchinari da professionisti, un punto di riferimento per la riparazione delle auto. Invece l'autofficina scoperta e sequestrata in via Cappello a Noventa Padovana era completamente abusiva. Il titolare dell'attività, sconosciuta al fisco, è un 50enne. Al blitz delle forze dell'ordine e dello Spisal ha partecipato anche il sindaco Marcello Bano. Tra le attrezzature impiegate dall'officina fantasma, 3 carri ponte, una cisterna di carburante da 9.000 litri priva di autorizzazione, un intero laboratorio di verniciatura, decine di pneumatici e pezzi di ricambio per auto. Batterie esauste, motori di veicoli e altri rifiuti speciali accatastati all'interno di depositi fatiscenti coperti da lastre di Eternit. 3 i lavoratori in nero individuati dai controlli, uno dei quali ha sostenuto di passare di lì per caso. I controlli sono partiti dopo una segnalazione alla polizia locale. Siamo ora a Vicenza, raffica di controlli interforze nei casolari abbandonati a Campomarzio e alle scuole. Servizi congiunti interforze che si sono concentrati nelle aree a ridosso delle scuole vicentine non hanno evidenziato particolari anomalie, ma riscontrato l'apprezzamento da parte dei genitori che in precedenza avevano segnalato la necessità di implementare i controlli in occasione dell'entrata e dell'uscita degli studenti. Servizi che sono proseguiti con posti di controllo nelle principali arterie della città, da Riviera Berica a Ponte Alto, e sono proseguiti nelle zone del Quadrilatero, in Viale Trento, dove all'interno di un'area dismessa sono stati individuati e rimossi bivacchi e giacigli. Interventi che hanno riguardato la zona di Campomarzo, dove sono stati identificati e allontanati alcuni senza fissa dimora intenti a bivaccare e noti alle forze dell'ordine in quanto riconducibili ad ambienti del consumo di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni, il questore ha emesso i seguenti provvedimenti: 4 fogli di via dal Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni nei confronti di un cittadino italiano residente in provincia di Verona, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, rintracciato a Vicenza nella zona di Ponte Alto senza alcun motivo per permanervi. Gli altri 3 fogli di via emessi nei confronti di altrettanti individui con precedenti, rintracciati nella zona di Campomarzo. 3 avvisi orali, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino ghanese irregolare e 3 revoche di permessi di soggiorno nei confronti di stranieri privi dei requisiti per soggiornare nel nostro paese. Controlli di sicurezza non solo in città, ma anche in tutto l'Ovest vicentino.
Denunciato un 23enne per detenzione a fini di spaccio nell'ambito di controlli sul territorio effettuati dai carabinieri di Valdagno. Nel corso delle attività a Montecchio Maggiore, i militari dell'Arma hanno fermato un'auto condotta dal denunciato, con a bordo in qualità di passeggero un amico del ragazzo. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dei due, hanno controllato il mezzo e nella disponibilità del conducente hanno rinvenuto 28 grammi di marijuana. Controllo che si è esteso all'abitazione del ragazzo, in cui sono stati trovati 20 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione utilizzati presumibilmente per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato e il giovane denunciato. Il servizio di controllo del territorio si è esteso in diversi comuni, Recoaro, Valdagno, Cornedo, Trissino, e ha visto l'impiego di oltre 20 militari. Sono state identificate oltre 80 persone, controllate 68 vetture e un locale. Torniamo a parlare ora del disastro della Marmolada. Per i periti della Procura di Trento l'evento non era prevedibile. L'inchiesta infatti è verso l'archiviazione. Il disastro che lo scorso 3 luglio causò la morte di 11 alpinisti sulla Marmolada non era prevedibile. A 6 mesi dall'evento è stato reso noto l'esito della perizia eseguita dai professori Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e Alberto Bellin della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento, con il contributo di altri 3 docenti universitari e di un ricercatore del CNR incaricati dalla Procura di Trento di studiare l'evento per capire se questo poteva essere evitato. Le anticipazioni nell'edizione di oggi del Corriere del Trentino. Sulla base delle conoscenze disponibili, l'evento non era prevedibile e non è stato possibile identificare elementi che potessero, qualora osservati nei giorni precedenti, suggerire un alto rischio di crollo imminente, scrivono i periti, che hanno effettuato un'analisi approfondita sul clima di quei giorni e sulla consistenza del ghiacciaio. Per gli esperti, le temperature elevate registrate da metà giugno hanno indotto un'intensa fusione superficiale della neve residua, del nevato e del ghiaccio, comportando la riduzione di circa 7 centimetri al giorno del ghiacciaio della Marmolada. Nella perizia si sottolinea come il ghiacciaio in soli 10 anni avrebbe perso oltre 5 metri di spessore medio e oltre 7,7 milioni di metri cubi di ghiaccio, dimezzando la sua estensione in poco più di 30 anni. Secondo gli esperti, a provocare il distacco del Seracco fu un insieme di fattori, dallo scioglimento della neve di superficie alla formazione di torrenti epiglaciali che hanno contribuito alla disgregazione del ghiaccio. La Procura di Trento, sulla base delle risultanze della perizia, ha perciò annunciato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul disastro. A questa notizia sentiamo ora insieme la reazione dei familiari delle vittime morte in questo gravissimo incidente. La famiglia di Davide Miotti, uno degli alpinisti morti nel disastro della Marmolada, lancia un appello alla scienza e agli addetti ai lavori, chiedendo che la perizia dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Trento venga studiata per confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità del catastrofico evento del 3 luglio dell'anno scorso. La richiesta è contenuta in una nota diffusa da Luca Miotti, fratello dell'alpinista di Cittadella, travolto assieme alla moglie Erika Campagnaro dal Seracco, che ha ucciso altre 9 persone. Dalle conclusioni dell'indagine della Procura emerge la non prevedibilità dell'evento del 3 luglio sulla Marmolada, in cui è deceduto mio fratello Davide, la moglie Erika e altri 9 escursionisti, spiega la nota. Comprensibilmente una simile conclusione mi lascia perplesso e deluso. Non mi rimane che fare appello, continua Miotti, agli scienziati e studiosi del settore di studiare gli accertamenti dei consulenti tecnici della Procura al fine di confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità dell'evento. Davide ed Erika avevano una grande passione per la montagna e gestivano assieme a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, specializzato proprio in attrezzature sportive per vivere la montagna e le sue grandi emozioni. Ve lo abbiamo raccontato, lo avete visto, la tragedia della Marmolada ha documentato gli effetti del cambiamento climatico, effetti che gli scienziati continuano a studiare. 36 giorni in meno al suolo rispetto a 100 anni fa, con un'accelerazione mai vista per secoli. Mai così poca neve sulle Alpi, certifica lo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova e del CNR di Bologna, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Un raffronto sulla permanenza del manto nevoso a ritroso di 6 secoli, neve così necessaria alla vita di uomini e animali, pensiamo solo alla necessità d'acqua dei campi durante l'estate, reso possibile
grazie allo studio di un piccolo arbusto, il ginepro, spiega al telefono dal laboratorio di Santo Stefano di Cadore Marco Carrer, coordinatore della ricerca. Noi disponibilità di dati meteorologici misurati è di poche decine d'anni. Per estenderla a ritroso nel tempo abbiamo fatto ricorso a questo arbusto che penso che tutti conosciamo, insomma il ginepro comune. Quando è in quota lui cresce molto basso sul suolo, quindi prostrato si dice, proprio alto pochi decimetri, e cosa succede? Che appena c'è un po' di neve lui rimane sotto la copertura nevosa e comincia a riprendere l'attività vegetativa, a crescere la stagione successiva quando emerge dalla neve. E in questo modo se il periodo è breve, la sua stagione vegetativa di permanenza della neve, la sua stagione vegetativa si allunga e viceversa, e questo lo registra negli anelli. La tecnica usata si chiama dendrocronologia, l'esame degli anelli degli alberi, e mai era stato applicato a un arbusto con un fusto di pochi centimetri come il ginepro, uno studio che rappresenta un'ulteriore conferma di quanto i cambiamenti climatici siano una realtà. A meno di eventi particolari che magari potranno anche capitare, potranno interessare un anno o due eventualmente, cioè magari il prossimo anno può essere anche molto nevoso, ma questo non è che incide sulla tendenza di medio-lungo periodo. Verosimilmente andremo sempre avanti se le condizioni veramente non cambiano, ma sono processi molto lunghi, verso una riduzione da una parte della neve, d'aumento delle temperature. Se le temperature aumentano la neve si scioglierà, si fonderà più precocemente. Cambiamo ora decisamente pagina e parliamo di caro benzina. I gestori degli impianti non ci stanno ad essere additati come i responsabili e proclamano 2 giorni di sciopero. Caro carburanti, i gestori degli impianti sono sul piede di guerra e proclamano lo stato di agitazione con 2 giorni di sciopero per il 25 e 26 gennaio. Siamo stanchi di essere accusati dell'aumento del prezzo. Abbiamo constatato che i 18 centesimi che sono stati l'aumento delle accise è quello che è andato a incidere sul prezzo finale. Spesso vengono contestate i prezzi sulle autostrade, ma in autostrada è sempre stato un prezzo più alto della rete ordinaria. Questo perché è dovuto al fatto delle royalty che vanno pagate ai gestori delle autostrade. Della Marca, dove la maggior parte dei gestori degli impianti di carburanti ha creato un gruppo confluito in Casa Artigiani, si sta decidendo in queste ore il da farsi. Noi in questo momento ci stiamo confrontando come gruppo dirigente, ma anche direttamente con i gestori, per valutare l'opportunità o meno di aderire anche noi a queste iniziative protesta. Posso dire che le indicazioni in questo momento sono per aderire alla protesta. Ci dispiace per i consumatori, ma se vogliono trovare un colpevole di questo disagio che sarà provocato, hanno un nome e cognome, vanno giù a Roma e se la prendono da loro. Peraltro, aggiunge Parin, la decisione del governo di obbligare i benzinai ad esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello praticato in Veneto rischia di portare al paradosso di far aumentare ancora di più i prezzi. Il Veneto ha un prezzo medio che è inferiore a quello nazionale, quindi ci sarà sicuramente un aumento dei prezzi a livello Veneto. E mentre i benzinai si avviano allo sciopero, sono diverse, a volte contrastanti, le voci sul tema caro benzina. Sentite. Con l'aumento dei prezzi del carburante sono molti gli automobilisti disorientati dalle tariffe. Sulla questione interviene l'Unione Consumatori che dispensa consigli, ma lancia anche un'allerta truffe. Noi sappiamo che i prezzi adesso stanno aumentando in maniera speculativa. È chiaro che qualcuno, secondo noi, ci sta guadagnando sopra e noi consigliamo ai consumatori, quando vanno a fare gasolio, quando vanno a fare benzina, di scegliere sempre una pompa magari di fiducia, dove si sa che le persone sono conosciute, e dove questo non è possibile stare attenti magari quando c'è il momento dell'erogazione, che l'erogatore funzioni correttamente, che non ci siano anomalie. E sul tema caro benzina manca ancora una voce, quella degli automobilisti, sentite. Sì, sono d'accordo con questa cosa, assolutamente. È giusto che i benzinai facciano sciopero, anche perché comunque sono persone come noi che anche loro hanno un'auto e devono guidare e devono fare benzina per forza, e anche per loro è un problema e sono assolutamente d'accordo con che stanno dando la colpa ai benzinai per dei costi che non c'entrano niente loro, purtroppo. Tutto là, è giusto che fanno lo sciopero. Sinceramente mi sembra eccessivo, anche perché cosa possono fare? Non credo abbiano voce in capitolo, quindi. Tecnicamente può essere una forma importante di
di una possibilità di un cambiamento, perché dato che almeno da quel poco che io sono a conoscenza del meccanismo ci sono state delle dinamiche un po' particolari in merito all'aumento non corretto, diciamo, ecco, del prezzo della benzina e dei carburanti in genere. Sono pienamente d'accordo che facciano pure sciopero. E secondo lei arriviamo a qualcosa? Ma speriamo, non si sa. Questo è sempre un'incognita, quindi non si può sapere se si arriva o meno. Speriamo. Allora, fare sciopero no, però abbassare questi prezzi ormai, perché gli stipendi rimangono sempre quelli e noi poveri cittadini normali riusciamo a avere quello alla fine del mese, e quindi speriamo che grazie a questi scioperi qualcuno dall'alto riesce a cambiare qualcosa, insomma. E ora qualche istante di pubblicità, ma ne torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta. Prima di questa brevissima pausa pubblicitaria parlavamo di caro carburante. Abbiamo sentito la voce dei benzinai, delle associazioni, ma anche e soprattutto degli automobilisti. Ora invece cambiamo argomento, parliamo di smog. Siamo a Vicenza, sono tornate le limitazioni per la circolazione per le vetture Euro 1 a benzina e Euro 4 diesel. Però per i vicentini la normativa va rivista. È un grosso problema, non soltanto qui ma dappertutto. La normativa va rivista? Sicuramente va rivista e va adeguata alle possibilità anche delle persone, perché non è facile cambiare macchina così velocemente come richiedono le normative. Come sempre si va a cascare nel cittadino meno ambiente, tutto lì. È un'ingiustizia? Sì, è una politica sbagliata. Sicuramente sono più il riscaldamento domestico, quello che ancora va con le caldaie vecchie a gasolio, che va proprio nei centri storici o nei quartieri affollati, che crea maggior inquinamento. Chi ha un'auto datata e comunque si deve recare in centro al lavoro, magari arriva non da 2 chilometri al centro storico, ne deve far uso. Magari potrebbero venire incontro il comune con degli sconti o delle agevolazioni per i parcheggi. I mezzi pubblici andrebbero incentivati casomai con più corse, con di orari o anche di collegamenti proprio, quindi non solo le linee principali ma anche le secondarie. Quello sembra una buona cosa. È giusto che le automobili, le autovetture vecchie che comunque hanno un inquinamento maggiore, è giusto che pian pianino si cerchi di farle uscire dal mercato. Il tempismo non aiuta, quindi sicuramente è una doppia beffa per gli italiani. Senz'altro è un'ingiustizia sicuramente, perché se uno non ha la possibilità di cambiarsi la macchina, sta a casa a lavorare, cosa fa? La cronaca ci porta ora nel Trevigiano, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, sono stati tanti furti a Pieve di Soligo e sul territorio sta vigilando un battaglione dei carabinieri per controllare da vicino il territorio. Questo un modus operandi che potrebbe essere replicato anche in altre zone della Marca. Ce ne parla in diretta la nostra Daniela Stizzia, accompagnata da un ospite, dal tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo di Treviso. Buongiorno Daniela. Buongiorno Sharon, buongiorno anche telespettatori. Sì, io sono nella centrale operativa del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, lo vedete qua alle mie spalle e lo hai già presentato tu, il comandante del reparto operativo, il tenente colonnello Marco Turrini. L'hai detto, ci sono stati diversi furti un po' in tutta la provincia, soprattutto, come hai detto tu, anche nella zona di Fara di Soligo. Il territorio viene pattugliato, sorvegliato dai carabinieri in questo momento insieme in supporto con il 4° battaglione di Mestre. Controlli straordinari per arginare quello che è il fenomeno dei furti, ma non solo, anche per garantire la sicurezza stradale, perché Sharon, ti ricordi, nel 2022 insomma la Marca è stata davvero una maglia nera per quanto riguarda gli incidenti e le vittime della strada. Dunque controlli straordinari, comandante, proprio anche e soprattutto per arginare comunque i furti.
Sì, sappiamo che questo periodo è un periodo così, da questo punto di vista impegnativo, e quindi le nostre componenti territoriali, in primis le stazioni, ma come diceva lei anche le nostre componenti speciali, in questo caso appunto quelle del 4° battaglione Veneto di Mestre, stanno operando in diverse zone della provincia per appunto svolgere un'attività di prevenzione, di contrasto a questo fenomeno, quello dei furti, quello dei reati predatori in genere, ma anche sicuramente, ecco, di garantire una sicurezza sulle strade che anche di recente sono state funestate nella nostra Marca Trevigiana purtroppo da molti sinistri stradali. Ecco, comandante, il battaglione adesso è nella zona, insomma, del Solighese, ma sarà spostata anche, come ci diceva, in altre zone dove maggiormente si sono un po' concentrati i colpi. Sì, è una componente, un supporto importante che noi, del quale una collaborazione di cui noi ci avvaliamo, ci siamo avvalsi in passato, lo stiamo facendo in questi giorni, lo faremo anche in futuro, proprio nelle zone che riteniamo maggiormente critiche. Quindi un'attività preventiva, un'attività, una presenza importante anche di rassicurazione, ecco, se mi permette, nei confronti della cittadinanza, perché ovviamente la pattuglia su strada anche a questo deve servire, oltre che ovviamente a scoraggiare l'azione di questi malfattori. Ecco, più volte abbiamo dato consigli, insomma, ai cittadini. Che cosa si sente di dire? Qualche altro consiglio proprio per cercare di stare maggiormente attenti? Beh, i consigli pratici sono di evitare appunto quei momenti di distrazione che possono portare anche non volutamente, ecco, a dimenticare magari porte e finestre aperte, oppure magari a non inserire l'allarme o il perimetrale piuttosto che l'allarme proprio dell'abitazione. Un allarme che tra l'altro può essere anche collegato al nostro 112. Qui ci troviamo proprio nella centrale operativa, che è un po' il cuore appunto pulsante delle attività delle pattuglie sul territorio. Ecco, avere un collegamento del proprio sistema d'allarme può essere può consentire un intervento rapido. E poi ovviamente è importante la segnalazione dei cittadini. La segnalazione dei cittadini per noi è fondamentale, una segnalazione che arrivi in tempo reale, proprio per consentirci di intervenire in maniera più rapida possibile. Ecco, rimane fondamentale proprio il supporto, proprio l'aiuto, la collaborazione dei cittadini. Sì, assolutamente la collaborazione dei cittadini per noi è fondamentale, quindi ogni informazione che ci viene, ecco, dal territorio per noi è importante, perché ci consente appunto di orientare l'attività delle nostre pattuglie. Ma da questo punto di vista devo dire qui in provincia di Treviso questa collaborazione c'è, lo vediamo quotidianamente dalle chiamate che arrivano proprio qui in centrale operativa, abbiamo cittadini attenti ed è fondamentale, così come è fondamentale avere buoni rapporti di vicinato, cioè creare quella rete, no? tra a livello proprio di cittadinanza, quindi anche con le varie amministrazioni comunali, per cercare, ecco, di fronteggiare queste problematiche di sicurezza che sono ovviamente di primaria importanza. Comandante, la ringrazio. Sharon, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Daniela Stizia, il suo gentile ospite. Cambiamo ora argomento, torniamo a Vicenza, perché l'abbiamo raccontato, il 2023 sarà l'anno delle elezioni amministrative. I vicentini a giugno saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città. Ancora però non c'è nessun candidato ufficiale, nemmeno il sindaco uscente Francesco Rucco, e noi siamo andati a chiedergli di uscire allo scoperto. Essere o non essere? Questo è il problema. Essere ancora sindaco o non esserlo più? L'Amleto politico di Vicenza, Francesco Rucco. A giugno 2023 finisce il suo mandato, ma lui non parla di ricandidarsi, non si sbottona, tiene un profilo basso che non dà adito a chiacchiericci e pettegolezzi, ma ha la passione per il ciclismo, e allora proviamo a provocarlo sullo sport che ama. 5 anni fa lei è scattato in volata senza aspettare i partiti. Perché questa volta non prova ancora una fuga?
quando ci sono due o più contendenti che sono andati in fuga, c'è sempre quello che aspetta, attende l'altro. Quindi cerchiamo di capire qual è il primo che scatta prima e poi andiamo a ruota. Avete capito? Vuole andare a ruota del candidato di centrosinistra, Giacomo Possamai, che però è fermo anche lui, in attesa che scatti Francesco Rucco. Insomma, i due si studiano per poi partire alla grande. Sindaco, ma se lei si vuole ricandidare, lo può dire, non si deve vergognare, perché fino ad oggi non ha fatto brutta figura. È stato il sindaco che ha fatto da punto di riferimento dei cittadini durante la pandemia, ha raccolto fondi record, 73 milioni di euro dal PNRR per le opere pubbliche, e poi anche sulla sicurezza ha investito bene. Lo dica se si deve candidare. No, ma nessuno si vergogna, io sto semplicemente portando a termine il mandato e continuo a lavorare. Sì, ma confessi, si vuole ricandidare. Ma ai cittadini... Tolga questo peso dal cuore. Lo dica, lo dica. Ai cittadini non piace la campagna elettorale, piace il sindaco che lavora e io continuo a lavorare fino all'ultimo giorno. Va bene, sindaco, lei non vuole dire nulla, tiene un profilo basso, insomma si maschera, però per mascherarsi bisogna anche essere attrezzati, e allora noi le abbiamo portato un pensierino, una maschera, eccola qui. Un po' Zorro, un po' Zorro. Lei a un certo punto deciderà di togliere la maschera e, sorpresa, si candiderà, perché lo sappiamo tutti che lei si candiderà. È un po' il segreto di Pulcinella, anzi, visto che siamo in Veneto, è il segreto di Arlecchino, che poi anche lui nel teatro della politica in fondo è una maschera. E da un possibile candidato a sindaco di Vicenza a un altro del centro-sinistra. Io alle amministrative di Vicenza ci sono. Partiamo da qua. Io alle amministrative di Vicenza ci sono. Io, che poi è lui, Giacomo Possamai, l'alfiere del Partito Democratico. Lui c'è. E sia chiaro, più di così non può proprio dire, perché candidarsi a sindaco è roba di strategia. Ognuno aspetta la mossa dell'avversario e il centrodestra col sindaco uscente Francesco Rucco non dà ancora segnali. Lui però, lui che è sempre Giacomo, aspetta, attende, perché poi quando si fa la dichiarazione è fatta ed è per sempre, un po' come sposarsi. E Giacomino si sposa, e Giacomino si sposa, e fra poco ti accade! E Giacomino si sposa. Non lo vuole dire. Ammicca, sorride timidamente, fa gli occhi dolci all'idea di sposare Vicenza. Non dice, ma dice mezze parole. Parole d'amore, amore politico. Ci possa essere candidato in consiglio comunale per dare una mano o da candidato sindaco, questo lo vediamo nelle prossime settimane, ma tutto il mio impegno sarà lì. Tutto il suo impegno sarà lì, sulle amministrative, che lui, coi gradi da capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, non giocherà certo da gregario, ma da capitano, da protagonista. Insomma, se qualcuno a centrosinistra deve fare le sue avance alla città, non può che essere lui, altrimenti la scorsa estate sarebbe andato dritto filato in Parlamento, e invece niente, non ha sposato Roma perché si è promesso a Vicenza. Lui stesso ammette che il suo impegno è per restare qui. È uno dei motivi della scelta che chiaramente mi ha portato a non andare in Parlamento qualche mese fa. Insomma, se queste non sono avanza alla poltrona di sindaco di Vicenza, allora cos'altro possono essere? Entro la fine di gennaio il Partito Democratico ufficializzerà il suo candidato. Il tempo passa in fretta e per Giacomo è già domani. Così domani ti sposi. Sì, ma niente di serio. Lasciamo per il momento la politica vicentina e apriamo invece, approfondiamo la pagina bassanese. In occasione della festa di San Bassiano, patrono della città, il piccolo Ettore rimarrà senza assistenza sanitaria a scuola. Lo ha comunicato l'UL7 ai genitori, che lanciano un appello perché l'azienda torni sui suoi passi. A San Bassiano il San Bassiano non si ferma, ovvero anche se c'è il santo patrono da festeggiare, la sanità non si può mica fermare.
però si ferma l'assistenza, o almeno si ferma quella che l'ULSS 7 Pedemontana fornisce a Ettore, il bambino di Rossano Veneto affetto da una grave patologia che impone la presenza nelle ore scolastiche di un operatore sanitario appositamente formato. L'azienda sanitaria ha infatti comunicato con questa PEC alla famiglia di Ettore che il servizio sarà sospeso proprio il 19 gennaio in occasione del patrono bassanese. Ieri ci è arrivata una PEC, cosa strana perché da settembre non ne abbiamo mai ricevuta una. Abbiamo ricevuto questa PEC che il giorno di San Bassiano il servizio di assistenza sanitaria sarà sospeso, quindi 10 bambini resteranno senza assistenza sanitaria e dovranno essere come sempre le famiglie nel possibile a sopperire a questa carenza da parte dell'ASL. Ecco cosa vuol dire per i bambini come Ettore e per le loro famiglie trovarsi senza assistenza anche solo per un giorno. La mancanza dell'assistenza sanitaria vuol dire che i genitori devono rinunciare al proprio lavoro, alle proprie attività, i bambini non possono andare a scuola come tutti gli altri e quindi oltre a essere negato il diritto all'assistenza sanitaria viene negato il diritto in tanti casi all'istruzione. Manca ancora qualche giorno alla festa del patrono e c'è lo spazio di manovra perché l'azienda sanitaria torni sui suoi passi, ripristinando l'assistenza a scuola. Lo chiede il papà di Ettore, dando voce a tutti i genitori che si trovano a combattere questa battaglia. Noi ovviamente chiediamo che l'assistenza sia garantita, anche se nella mail c'è proprio scritto chiaro e tondo che le OSS non verranno sostituite. Noi chiediamo che questa invece assistenza venga garantita. Noi come sempre porteremo nostro figlio a scuola e come sempre saremo lì purtroppo a sopperire alle mancanze dell'ASL. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta. Questa era l'ultima pausa pubblicitaria, ora vi terremo compagnia in diretta fino alle 13:30, tutto d'un fiato. Prima della pubblicità abbiamo aperto la pagina, l'approfondimento bassanese, rimaniamo qui a Bassano e torniamo a parlare del quartiere San Lazzaro. Dopo le parole della sindaca Morena Martini, anche Area Bassanese plaude la scelta di una politica chiara verso i cittadini. Le parole di Morena Martini, che ha spiegato come normalmente un'amministrazione comunale dovrebbe comportarsi davanti alla richiesta di aziende che chiedono di costruire in zone particolari, come San Lazzaro, trovano il pieno appoggio di cittadini e di associazioni, Area Bassanese in primis. Intanto riascoltiamo la sindaca di Rossano Veneto. La parte politica potrebbe, per 1000 ragioni non personali ma legate al territorio dove va ad insediarsi un'azienda, potrebbe dire di no. Quindi è un iter molto lungo dove l'amministrazione ha un ruolo comunque molto importante, anzi determinante. Riassumendo, non è vero che l'amministrazione di una città ha le mani legate in caso di presentazione di progetti attraverso lo sportello SUAP. Abbiamo ovviamente accolto con apprezzamento le parole della sindaca di Rossano Veneto perché portano una voce diversa e chiara finalmente rispetto alla questione che da mesi anima la città. Sicuramente ha messo dei punti fermi sul ruolo importante dal punto di vista politico del Consiglio Comunale, il quale non è semplicemente l'ultima voce a seguito di un iter tecnico che deve esprimersi, ma può effettivamente essere parte e deve essere parte attiva nel processo di discussione e di riflessioni importanti che un'opera di questo impatto sul territorio deve assolutamente avere. Fatta chiarezza su questo, resta però ancora tanto da chiarire. Lasciamo San Lazzaro, parliamo ora di sanità bassanese. Sulle liste d'attesa in ospedale continuano ad arrivare ancora tantissime segnalazioni. Liste d'attesa azzerate, visite a tempo di record? Sembra proprio di no. Nonostante i dati e le dichiarazioni della dirigenza dell'ULSS 7, i pazienti del San Bassiano continuano a segnalare disagi, come nel caso di questa signora che aspetta da mesi un'importante visita oculistica senza avere neppure una data certa. Lei stessa ci racconta dei tanti problemi avuti col CUP.
Problemi che riguardano la sua persona, ma anche il marito. È 4 mesi che avevo fissato un appuntamento a Bassano, a parte che io ho appuntamenti con mio marito che è un anno che aspetta e ti rispondo sempre le stesse cose. Si riesce più a fare una visita all'ospedale Bassano, dietro al pagamento noi altri non so che si può, le persone, la maggior parte delle persone in Italia non possono farla a pagamento, però non si può così, non so che cioè ogni volta se una cosa del genere mi dice 1 anno e mezzo ormai sta parte che continuo queste cose. E alla fine, come capita spesso, l'amarezza prende il sopravvento e diventa sconforto prima e rabbia poi. Non solo per me, che si finisca, non so cosa sta succedendo, c'è veramente da preoccuparsi qua. Cambiamo ora argomento, ci spostiamo sull'altopiano. Finiti i lavori nel parcheggio interrato di Asiago, si apre fra qualche giorno. 2 piani interrati, 180 posti e 8 piazzole destinate ai disabili. Conclusi i lavori al nuovo parcheggio sotterraneo di Asiago, che verrà aperto al pubblico fra pochissimi giorni. Sicuramente una struttura fondamentale perché ci permetterà di sgravare le strade dal traffico, rendendo la città più accessibile, comunque a servizio di tutti i turisti ma anche dei residenti. Lavori praticamente ultimati, mancano solo le ultime certificazioni con l'Audi e poi possiamo avviare questa struttura. Il parcheggio è di proprietà comunale, ma verrà dato in gestione per i prossimi 3 decenni al costruttore. Siamo intorno ai 3 milioni di euro, totalmente finanziato da un'azienda esterna perché è un project finanzi. Il comune ne è proprietario, ma ne tornerà in possesso fra 30 anni. L'accesso al parco interrato è nei pressi della rotatoria della vecchia stazione, quindi intercetta il flusso più importante di veicoli in ingresso al centro storico. È fondamentale per il traffico perché uno che sceglie Asiago non serve che voglia girare per il centro in cerca di un parcheggio perché lo trova subito all'ingresso, e poi ci sono 3 uscite pedonali che in un paio di minuti uno si trova proprio già nel centro di Asiago. La struttura, oltre a rappresentare un punto di riferimento per il turismo, potrà rivelarsi strategica anche per i residenti. È estremamente comodo non solo per il turista ma anche in inverno, per quando ci sono anche precipitazioni nevose, anche per i cittadini. E dopo la grande polemica sul cibo sintetico parliamo ora della farina di grillo. Infatti l'Unione Europea ha dato il via libera dal 24 gennaio, una decisione questa però che fa ovviamente discutere i consumatori. Molti non sono d'accordo e noi siamo andati a chiedere ai bassanesi che cosa ne pensano. Arriverà presto la farina di grillo, l'Unione Europea ha detto di sì. Lei che ne pensa? È pronta ad assaggiare la farina di grillo? No, non l'assaggerei. Non è curiosa? No. Mia figlia me ne ha parlato stamattina, la grande. Mi faccia un piacere, mi schifa solo il pensiero. Mi schifa solo il pensiero. No. No. Non ce la facciamo? No, coltiviamo, noi abbiamo la fortuna di avere tanta terra, coltiviamo il nostro grano e ce lo facciamo. Grillo? Mi faccia un piacere. Non penso proprio perché non credo che lo comprerò mai. Ha sentito che arriverà la farina di grillo tra un po' nei supermercati? Sì, ho sentito, ma non sono d'accordo. No, assolutamente no. Noi veniamo dalla Sicilia, noi abbiamo un grano che è fantastico, per cui sostituirlo sarebbe veramente una bestemmia. Un affronto. La comprerà, signora? No, assolutamente no. No, non tradiamo la nostra terra noi. Non ha voglia di un dolcetto fatto con la farina di grillo? Assolutamente no. Lo lascio agli altri. Cosa orrenda. No, io proprio no, assolutamente. Preferisco più la roba naturale, perché anche hanno detto che quella di grillo consuma più acqua. E allora è meglio di no. Mangeremo insetti? Ma se sono buoni, fatti bene, anche qui forse l'Italia si distinguerà, non lo so, vedremo. Quindi la prenderà? Probabilmente sì. Signora? Assolutamente no, visto che sono io che cucino, nella mia cucina non arriverà mai. Anzi, starò ben attenta a leggere le etichette da adesso in poi. Quindi? E quindi la mangerò da qualche altra parte. Rimaniamo nel mondo del food, altre notizie dall'Unione Europea. Infatti via libera all'Irlanda di porre sulle bottiglie di vino, birra e liquori etichette di allerta sanitaria come quelle presenti sui pacchetti di sigarette.
Il vino come le sigarette con indicazioni di allarme sulle confezioni. L'Europa autorizza l'Irlanda ad inserire sulle etichette delle bottiglie di vino, birra e liquori l'avvertenza che il consumo di alcol provoca malattie del fegato e che alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Il via libera dell'UE, nonostante il parere contrario di diversi stati, tra i quali Italia, Francia e Spagna, sta suscitando un vespaio di polemiche, una scelta assurda che rischia di costituire, secondo il presidente della Regione Veneto Zaia, un pericolosissimo precedente soprattutto per le produzioni genuine a denominazione risultato di secoli di cultura enoica come le nostre. Quella del vino, prosegue Zaia, è una delle maggiori voci della produzione e dell'export del Veneto, che da un'azione come questa rischia di subire ingenti danni dell'ordine di miliardi di euro. Di provvedimento sbagliato e inefficace che non mira a risolvere un problema che evidentemente sta altrove parla l'europarlamentare trevigiano Gian Antonio D'Arè, che annuncia battaglia affinché in Europa un simile provvedimento non trovi l'approvazione. Preoccupate le associazioni di categoria degli agricoltori. Equiparare l'alcol ai prodotti cancerogeni può starci, assolutamente non va fatto per quello che riguarda il vino e la birra, perché appunto la quantità di alcol presente è limitata. Oltretutto si parla di prodotti che hanno una storia, una cultura, un lavoro di migliaia di persone dietro e non è giusto che vengano trattati appunto al pari delle sigarette. La questione ora si sposta sul piano politico. A livello nazionale la CIA si è già mossa contattando il ministro o comunque i vari sottosegretari che si occupano della questione affinché si battano i pugni in Europa. Assieme a noi abbiamo comunque tutti gli altri stati produttori, Spagna, Francia e altre comunque realtà europee che si sentono comunque condizionate da questa scelta dell'Irlanda che appunto non può essere assolutamente condivisa, perché più che un'attenzione alla salute a noi sembra più un condizionamento dal punto di vista commerciale. Apriamo ora la pagina del mondo del lavoro. Siamo a Venezia, sono 200 i lavoratori a rischio che dipendenti dell'hotel Bauer, chiuso per ristrutturazione, che possono tirare un sospiro di sollievo. Svolta positiva per i lavoratori dell'Hotel Bauer a Venezia. La società immobiliare austriaca, proprietaria dello storico albergo, dopo una lunga trattativa con i sindacati, ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori già avviata. L'annuncio di Renato Giacchi, segretario della CGIL di Venezia. Finalmente, dopo 7 mesi di trattativa, è stata bloccata la procedura di licenziamento collettivo delle lavoratrici e lavoratori dell'Hotel Bauer. Dopo 7 mesi di discussioni e di incontri anche attraverso il Ministero del Lavoro e la Regione Veneto, le organizzazioni sindacali hanno siglato con l'azienda un accordo sul blocco dei licenziamenti. Una bella notizia per iniziare bene l'anno nuovo 2023 che riguarda circa 200 lavoratori e le loro famiglie. Tra questi ci sono quelli assunti a tempo indeterminato e i lavoratori stagionali, molti dei quali però inseriti nella struttura da decenni. È un primo passo, ma gli incontri continuano. Contemporaneamente hanno avuto un accordo formale per l'attivazione di una cassa integrazione della durata di 24 mesi che le parti attiveranno attraverso un incontro che si svolgerà nella Regione Veneto il giorno 17 gennaio. Rimaniamo a Venezia, altro tema caldo in città è quello del contributo d'accesso per i turisti. Ci sono novità. Niente obbligo di versare il contributo di accesso per i turisti che arriveranno in giornata a Venezia ma non si fermeranno in centro storico, preferendo piuttosto restare nelle isole. Il ventaglio è ampio, da Lido a Murano, da Pelestrina a Burano. Nel dibattito già molto vivo che precede l'inserimento di questa novità, probabilmente dall'estate, emerge anche questa possibilità, ovviamente ancora allo studio, come spiega l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin. Sull'applicazione del contributo d'accesso, nel regolamento è prevista una norma a favore della Giunta nella quale si può esentare chi accede alle isole minori della laguna. Questa norma ci sembra di buon senso perché conferma ancora una volta che questo non è uno strumento per fare cassa, ma è uno strumento per regolare i flussi turistici. Basterà teoricamente un'autocertificazione per ottenere l'esenzione, tuttavia chi ne usufruirà non dovrà poi fermarsi in piazza San Marco o negli altri luoghi del centro storico, pena una multa molto salata, ben più alta del costo del reale contributo di accesso. Resta il nodo da sciogliere dei controlli. Chi li farà? Per lo stesso principio poi
Chi arriverà a Venezia di sera dopo una certa ora avrà delle agevolazioni. L'assessore fa anche un esempio. Chi da Chioggia vuole andare a Pellestrina o al Lido di Venezia senza accedere al centro storico, essendo queste due isole che non hanno sicuramente problemi di flussi turistici, la Giunta può esentarli dal contributo d'accesso. Quindi questo regolamento conferma ancora una volta la necessità e la voglia di questa Giunta e di questa amministrazione di regolare i flussi turistici. Apriamo ora la pagina della sanità, boom di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Padova durante le feste. I medici raccontano numeri mai visti. 2143 bambini, 1 su 3 entra per sintomi respiratori, bronchioliti o il temibile virus sinciziale, 12.433 adulti. Sono numeri mai visti quelli affrontati nel periodo tra il 22 dicembre e l'11 gennaio dal pronto soccorso pediatrico e centrale dell'azienda ospedaliera di Padova, con il personale che si è trovato a gestire i picchi di casi di influenza con 4 pazienti su 10 in codice bianco. La settimana peggiore è quella appena passata. La presenza del codice bianco purtroppo è una cosa che notiamo da sempre, voglio dire, no? Cerchiamo di dare le risposte migliori naturalmente alle persone che arrivano nei nostri pronti soccorsi e appunto rispondendo alle loro esigenze. Per noi è sicuramente importante avere nei pronti soccorsi codici verdi, codici gialli, codici rossi, ma in realtà insomma anche il codice bianco viene naturalmente seguito. 141 ricoveri pediatrici dopo accesso in pronto soccorso, 1568 di adulti. Un ospedale che nel periodo delle feste, Sant'Antonio compreso, ha effettuato 15.567 visite ambulatoriali, 1.226 interventi chirurgici, 9 trapianti, 1 di fegato il giorno di Natale, 1 di rene il 6 gennaio. Super lavoro con 2 buone notizie. La prima è legata ai fiocchi rosa e azzurri. Sono 101 i piccoli nati in azienda ospedaliera tra il 24 dicembre e l'8 gennaio, 9 dei quali hanno scelto il Capodanno per venire al mondo. E in calo dopo settimane anche la curva di contagi da Covid, scesi del 30% solo negli ultimi 7 giorni. Siamo in una fase di rallentamento, non possiamo dire che il virus batte in ritirata, no? In realtà è presente nella nostra comunità e in forme naturalmente minori rispetto al passato, quantitativamente e qualitativamente anche per quanto riguarda la sintomatologia, ma è opportuno essere sempre prudenti. 98 i ricoverati positivi nell'ultima settimana, 2 le persone in terapia intensiva, 1 è un Covid per caso, il secondo un 60enne non vaccinato. Continuiamo a parlare di sanità padovana. Giù le mani dall'ospedale Sant'Antonio. Questo è il messaggio del volantinaggio e flash mob davanti all'ospedale per protestare contro la chiusura della farmacia che potrebbe avvenire già a febbraio. Siamo qui a protestare per questo scempio progressivo sulla sanità padovana. È inammissibile che una struttura come la farmacia dell'ospedale, che serve tutti gli utenti di Padova, venga spostata a Piove di Sacco. Si parla di febbraio, quindi voglio dire domani pomeriggio, ecco, e questo riteniamo sia sbagliato, tanto più perché la dislocazione è fuori Padova e con un bacino, quello patavino, ampio. Erano almeno una cinquantina sindacati e cittadini comuni riuniti davanti all'ospedale Sant'Antonio di via Facciolati per protestare contro la chiusura della farmacia ospedaliera e il conseguente slittamento del servizio all'ospedale di Piove di Sacco. Uno scempio, dicono, un colpo duro ai pazienti più fragili. Il nosocomio di via Facciolati è stato oggetto di numerosi tagli negli ultimi anni, a partire dalla sua temporanea cancellazione dalle schede ospedaliere regionali nel febbraio del 2019. Ad organizzare la protesta il comitato SOS Ospedale Sant'Antonio, che ha chiesto con un'azione di volantinaggio il sostegno della cittadinanza nel tentativo di rafforzare ancora di più la loro richiesta di rivedere questa decisione. Stiamo per l'ennesima volta urlando che è in atto un processo di disgregazione della sanità pubblica a vari livelli. Viene condotta da 25 anni e la fanno centrodestra e centrosinistra. Negli anni hanno fatto questa scelta: andare verso una strisciante privatizzazione e togliere i servizi ai cittadini. E non si è fatta attendere la risposta dell'ospedale, sentite. È e rimane al terzo piano del Sant'Antonio,
come è stata attivata dal 2020, quando chiaramente l'ospedale Sant'Antonio è stato annesso all'azienda ospedale Università di Padova. È aperta dal lunedì al venerdì, solito orario dalle 9 alle 14, quindi non cambia nulla per la farmacia ospedaliera di Sant'Antonio. La farmacia ospedaliera dell'azienda ospedale Università di Padova resta presso l'ospedale Sant'Antonio. Naturalmente c'è una sede anche qui, c'è la sede principale qui via Giustiniani, lì è la sede per gli utenti del Sant'Antonio. Cambiamo ora argomento e parliamo del crack delle banche popolari. C'è ancora €500 miliardi di indennizi da ripartire tra i risparmiatori. Le associazioni che li seguono hanno scritto al governo per sollecitare un incontro. I soldi ci sono, la legge prevede che devono appunto essere distribuiti ai risparmiatori, quindi non capiamo il perché di queste perdite di tempo. Lettera al governo delle associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza per chiedere al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti di convocare con urgenza il tavolo tecnico attraverso il quale sbloccare la ripartizione degli oltre 500 milioni di euro ancora giacenti nel fondo indennizi risparmiatori dopo la distribuzione ai richiedenti della prima consistente tranche da €1 miliardo. Il milleproroghe ha previsto appunto la proroga fino a giugno 2023 dell'operatività della Commissione Tecnica per il FIR, e quindi naturalmente la Commissione procederà nell'esame delle domande ancora in sospeso. Quello che bisogna fare ora con assoluta urgenza è appunto stabilire che i 500 milioni che sono ancora allocati all'interno del fondo vengano distribuiti a favore dei risparmiatori. Con la ripartizione di €1 miliardo, i risparmiatori hanno ottenuto un indennizzo del 30%, a cui, elargendo anche i 500 milioni, andrà ad aggiungersi un altro 15%. Quindi, per fare un esempio, un risparmiatore che ha percepito 30.000 euro adesso potrà appunto percepirne ulteriori 15.000. Da qui la lettera di sollecito al governo da parte delle associazioni che continuano a seguire i risparmiatori in questa non facile battaglia. Siamo appunto pronti a essere ricevuti dal ministro anche la settimana prossima, non deve appunto far altro che convocarci. In questa ultima parte del telegiornale apriamo insieme la pagina della cultura. Siamo a Roncade fino al 22 gennaio e mostra più di 70 presepi provenienti da tutto il mondo. Riscoprire la bellezza del presepe all'interno di ogni singola persona ti dà quel senso di pace, di sollievo per affrontare poi un nuovo anno con tutte le difficoltà che uno può incontrare. L'Epifania tutte le feste le porta via, ma i presepi rimangono ancora un po', almeno a Roncade. Fino al 22 gennaio infatti sarà possibile visitare nell'antica chiesa di San Cipriano la grande mostra dedicata ai presepi, più di 70 piccole opere d'arte provenienti da tutta Italia e dal mondo. Le andiamo a ritirare nei posti dove vivono gli autori, quindi siamo stati a Barletta, siamo stati a Palermo, siamo stati a Ramacca, Catania, siamo stati a Monteprandone, Ascoli Piceno, un piccolo quartiere, un piccolo borgo vicino a San Benedetto del Tronto. Mani sapienti, quelle degli artisti e artigiani che hanno confezionato le miniature, tessuto, legno, vetro e ceramica, ad ognuno la sua tecnica, ma soprattutto il suo messaggio. Dopo 2 anni di pandemia, uno di questi 12 stupendi presepi rappresenta proprio il periodo grigio della pandemia. Un altro magari rappresenta qualcosa di passato, ma che comunque è sempre all'interno di noi, vivo nel ricordo, e rappresenta un po' l'Olocausto, quindi è riferito ad Auschwitz. Siamo ora a Venezia e parliamo di cinema, passerella trionfale per i 3 film presentati in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia, che hanno ottenuto ben 5 riconoscimenti. E la cerimonia è tornata alla grande dopo 2 anni di sofferenza e di boicottaggio contro l'associazione per le accuse di scarsa rappresentatività e inclusione nei confronti delle minoranze. Invece la maggior parte dei candidati ai premi si sono presentati puntuali all'appuntamento, affollando il tappeto rosso con mise veramente fantastiche da vecchi tempi. Sono ben 5 i Golden Globe ottenuti dai film della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia a Los Angeles. Il commento per noi del direttore del festival, Alberto Barbera. Ancora una volta la mostra del cinema ne esce a testa alta perché 5 dei premi principali sono andati a 2 film presentati all'ultima mostra del cinema di Venezia, in particolare a Cate Blanchett per Tar di Todd Field e al film di Martin McDonagh, Gli spiriti dell'isola, che tra l'altro uscirà
nelle nostre sale fra qualche settimana. Parte così la corsa verso l'Oscar di molti film presentati in anteprima mondiale in Laguna. Ancora una volta, molto probabilmente, ci sarà un po' di Venezia sul tappeto rosso di Hollywood al momento della premiazione più prestigiosa, più attesa, più seguita al mondo. Torniamo ora a Padova. Sul restauro della statua del Gattamelata continua lo scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e la delegazione pontificia. Ci vorrà qualche mese prima che la commissione tecnico-scientifica istituita dalla delegazione pontificia per esaminare il Gattamelata possa redigere un rapporto sullo stato di salute del capolavoro di Donatello, ma a tenere banco in questi giorni è lo scontro e gli strali che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sta lanciando al team di esperti incaricati dalla Santa Sede. Il critico d'arte l'ha definita la Commissione Vaticano, che non può esprimere pareri, casomai può dare qualche consiglio. L'importante è che a darlo sia Fabrizio Magani, sovrintendente dei beni archeologici per Venezia, Padova, Treviso e Belluno, l'unica persona che secondo Sgarbi ha l'autorità per farlo. La delegazione pontificia, dopo un giorno di silenzio, ha deciso di rispondere alla nota di Sgarbi, sottolineando che ha ben presente che la fase autorizzativa è di competenza dello Stato e proprio per questo si è mossa fin dagli inizi, condividendo qualsiasi iniziativa con la soprintendenza. La delegazione pontificia specifica inoltre di aver seguito quanto la normativa vigente impone ai soggetti proprietari di un bene culturale, ovvero condurre studi e ricerche volte ad elaborare progetti di restauro scientificamente fondati sui quali il Ministero della Cultura ha l'ultima parola. Il sovrintendente Fabrizio Magani, alla guida della commissione, ha già espresso alcune considerazioni relative alla criticità riscontrate nel basamento del monumento equestre. Prima della visita alla statua lunedì, ecco cosa aveva detto Magani sull'ipotesi dello spostamento della statua in un museo, ipotesi tanto osteggiata da Sgarbi. Lo dice il sottosegretario che come noto se ne intende, però lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo. In mezzo ci sta anche la manutenzione, che talvolta tendiamo a dimenticare, ma che in realtà dal punto di vista del protocollo classico dell'intervento è l'azione più utile. Siamo ora a Vicenza, oltre 15.000 ingressi per la mostra sugli egizi. I creatori dell'Egitto eterno, scribi, artigiani, operai al servizio del faraone. Due dimensioni parallele che magicamente si sovrappongono. Il mondo delle piramidi, dei sarcofagi, del deserto è quello rinascimentale della Basilica Palladiana di Vicenza, un popolo di grandi architetti che con le sue opere viene accolto, ospitato dalle linee senza tempo del più grande architetto, il Palladio. Un richiamo irresistibile per i turisti che hanno preso d'assalto Vicenza durante le festività. È una mostra che aveva creato molto attesa e l'attesa è stata confermata dai numeri importanti, 15.500 persone fino all'8 gennaio dall'apertura del 22 dicembre, numeri importanti che dimostrano la qualità dell'esposizione, della curatela di Cristian Greco e soprattutto anche dell'organizzazione che ha visto circa 1.000 persone al giorno passare per la Basilica Palladiana. L'effetto traino della mostra ha portato benefici anche ai musei civici di Vicenza che, grazie alla ripartenza del turismo dopo 2 anni di pandemia, hanno registrato 20.000 ingressi. La Basilica continuerà ad ospitare gli antichi egizi fino al 7 maggio. Ad oggi ha registrato un incasso di 146.314 euro tra il 22 dicembre e l'ultimo weekend, quello dell'8 gennaio. Tutte risorse che a Vicenza il Comune reinvestirà in cultura. L'obiettivo della mostra è anche quello di coprire naturalmente i costi. Tutto ciò che avanzerà rimarrà in quota parte al Comune di Vicenza e quindi potrà ripagarsi pienamente delle risorse. E verrà reinvestito naturalmente anche in cultura e in eventi nuovi che verranno poi nel prossimo futuro. E ad Arzignano torna la benedizione degli animali.
Una pratica antica, quella di benedire gli animali, che si celebra ogni anno il 17 gennaio in varie piazze di tutta Italia nel giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, divenuto protettore degli animali. Tradizione delle zone rurali che viene celebrata per l'8ª edizione anche ad Arzignano. Torna dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia la benedizione che si svolgerà domenica 15 gennaio alle 15:30 nel piazzale antistante il Teatro Mattarello. Le persone che amano gli animali da sempre avranno occasione domenica 15 gennaio per stare insieme, per raccogliere fondi per il nostro canile di Arzignano e per chiedere appunto una particolare benedizione per questi nostri amici che ci fanno compagnia, ci regalano ogni giorno tanta gioia e serenità. Un appuntamento molto partecipato e atteso negli anni, che offre un'occasione di ritrovo nel segno della fede, della comunità, dell'amore per gli amici a 4 zampe. Potrà partecipare chiunque sia in possesso di un animale da compagnia. Sono arrivate le 13:30, Focus TG finisce qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.